Purtroppo questo è accaduto, la magistratura e le indagini faranno il loro corso, insomma, sicuramente è un dolore che la città tutta si porterà dietro. È evidente che vogliamo giustizia. Serve giustizia e chiarezza. Giustizia e chiarezza. Di fronte alle notizie che arrivano da Capoverde, questo chiede chi conosceva Marilena Corrò, per 15 anni titolare del B&B da Maggie di Borgo Cavour, prima di rilevare a Capoverde la piccola pensione del padre Luciano e trovare una fine atroce, prima massacrata di botte, poi gettata in una cisterna. In queste ore una prima parziale ammissione è arrivata dal romagnolo Gianfranco Coppola, il 48enne istruttore di kickboxing, fermato fin da subito dalla polizia capoverdiana. Coppola ha ammesso la colluttazione ma non l'intenzione di voler uccidere la donna, fermato anche un 52enne che sarebbe stato complice nel ripulire la scena del crimine. La magistratura ha confermato entrambi gli arresti. Nell'appartamento di Coppola sono stati anche sequestrati PC, cellulare e della cannabis, il che confermerebbe anche il movente economico, e questo in attesa degli esami dell'autopsia che dovrebbe svolgersi in queste ore. Marilena spesso rientrava nella sua casa di Borgo Cavour, dove ci sono i figli e i fratelli, come conferma anche la sua parrucchiera Roberta, poco meno di 2 mesi fa, l'ultimo incontro. È venuta a farsi la piega e poi ha detto ci vediamo quando torno, io ho un'attività là in Africa, Capoverde, e poi praticamente abbiamo sentito la notizia e siamo rimasti malissimo. Ma lo shock per la morte di Marilena riguarda tutte le generazioni. Il fatto che ci sia stato ancora un femminicidio fa pensare, insomma, bisognerebbe far pensare alle persone su questo fatto.